Ogni volta che qualche ente del terzo settore interviene nel sostenere la sanità regionale è un atto di assoluta eccellenza e che va riconosciuto e al quale tutti i cittadini del Veneto e anche chi deve governare il sistema sanitario regionale del Veneto è assolutamente grato. Per quanto riguarda Castelfranco, le è stata avanzata la richiesta di rafforzare la chirurgia. Quali sono i progetti? I progetti sono progetti molto più ampi che riguardano tutta la regione e che vuol dire incentivare la sanità di prossimità e quindi le case di comunità, l'assistenza domiciliare integrata, l'aiuto ai più fragili, che sono anche i più anziani, molto spesso con più comorbidità, e poi pensare a dei centri di eccellenza che siano disseminati, questi centri di eccellenza, sul territorio regionale per dare risposte in cui l'innovazione tecnologica e la sostenibilità possono trovare completo appagamento. Lei ha ribadito il concetto di ospedale liquido, cosa si intende? L'ospedale liquido è un ospedale che deve adattarsi alle esigenze di questi anni. È un momento molto difficile per la sanità perché naturalmente l'innovazione tecnologica e i costi sono importanti. Il cambio, della struttura familiare e sociale all'interno della regione con l'invecchiamento della popolazione pone delle serie sfide alle quali dobbiamo essere in grado di rispondere, come dico io, reingegnerizzando il sistema sanitario regionale. Si immagina che questo ospedale rimarrà anche generalista, cioè andando avanti con il dualismo IOV-ASL, oppure potrebbe diventare una sede IOV a tutti gli effetti? È all'interno di un programma più ampio, come dicevo, che vede le case di comunità come front office nella risposta al cittadino, integrato poi con gli ospedali di comunità, con gli ospedali periacuti e per i centri di eccellenza. All'interno di questo poi troveremo la giusta collocazione per la struttura ospedaliera di Castelfranco. Abbiamo visto, l'ultima cosa, i numeri altissimi di persone che accedono al pronto soccorso, in particolare a Treviso e in provincia di Treviso. Si lavora sulla appropriatezza anche con il 118, ha detto il direttore Benazzi. Come si può intervenire? Vuol dire che non si trovano risposte sul territorio? Ha usato il termine appropriatissimo, che è l'appropriatezza, un'appropriatezza prescrittiva e un'appropriatezza richiestiva, cioè del medico che prescrive e del cittadino che richiede. Ecco perché per me è importante avere dei cittadini informati ma soprattutto consapevoli, degli amministratori politici informati ma soprattutto consapevoli. Partirà il numero 116, sì, è già stato in parte attivato, troverà naturale compimento all'interno dei prossimi